Mister Marco Novatti si chiude con un poker di reti 4-0 l'esordio contro il Molise, insomma tutto forse troppo facile. Ma facile non è mai niente secondo me nel calcio, sono stati bravi i ragazzi a farla diventare facile sicuramente, perché comunque l'approccio è stato di quelli giusti, che comunque non è scontato, anche perché comunque la prima partita ci possono essere tanti blocchi mentali, magari a livello di concentrazione, a livello di tensione, e invece i ragazzi l'hanno subito interpretata come doveva essere interpretata. Subito doppietta per Nani, ma insomma un collettivo che ha funzionato, praticamente gara perfetta che forse poteva essere chiusa con qualche rete in più di scarto. Sì, se vogliamo appunto questo qua è il rammarico della gara odierna, insomma che potevano qualche gol in più potevamo farlo, però insomma accettiamo quello che è il risultato, e sicuramente era fondamentale partire bene e quindi possiamo ritenerci soddisfatti, anche se come ho detto ai ragazzi abbiamo ampi margini di miglioramento, perché comunque le qualità ci sono. Si torna in campo domani con la Sardegna che ha perso 2-1 con il Veneto. È chiaro che è il primo match point per staccare forse il pass per i quarti. Sicuramente domani sarà una gara tostissima, perché comunque la Sardegna, avendo perso oggi, domani per loro sarà una partita da dentro e fuori, però insomma noi dobbiamo pensare a quello che siamo noi e quello che dobbiamo fare noi, partendo appunto da quanto è stato fatto oggi e consapevoli che sarà sicuramente più dura la partita di domani.